Oggi a Made in Messina è arrivato il tempo di bersi un buon bicchiere di vino. Le prime tracce nella storia di vino dalle nostre parti risalgono al tempo dei Greci, molto prima di Cristo, ma è soprattutto Plinio il Vecchio che dà grande dignità alle nostre terre e alla produzione di vino della provincia di Messina. È il Mamertino, il principe dei vini di queste terre. La sua piantagione, la sua prima piantagione avvenne nel 289 a.C. proprio nella zona di Milazzo e addirittura il Mamertino fu offerto a Giulio Cesare di ritorno da una delle sue campagne ed è citato nel De Bello Gallico. Nel 2004 il Mamertino è diventato un vino a denominazione d'origine controllata. Alla tutela, alla valorizzazione di questo prodotto della natura, ma anche dell'uomo, ci pensa le Strade del Vino della provincia di Messina, una associazione nata qualche anno fa e che ha creato un vero e proprio percorso attraverso le strade del nostro tappa adesso a Santa Lucia del Mela. Siamo ospiti dell'azienda Vasari, con noi c'è Ruggero Vasari, un sincero appassionato del Mamertino DOC, ed è per questo che a lui chiediamo come affonda nella storia, le proprie radici, questo vino. Il Mamertino, questo vino oggi famoso in tutto il mondo, ha delle radici storiche molto profonde perché è un vino conosciuto sin dai tempi dei Romani. Tutta la zona del Milazzese, di Santa Lucia del Mela, era tutta coltivata a questi vigneti che producevano questo Mamertino, che era la delizia dei Romani. Giulio Cesare nel suo terzo consolato ha persino brindato con il vino Mamertino, e il vino Mamertino che oggi noi proponiamo sul mercato sia italiano che all'estero è uno dei vini più antichi del mondo. Anzi, ce n'è in Italia 3 di vini antichi del mondo: è il Mamertino, il Falerno e il Falanghina. Questi 3 vini erano già conosciuti ai tempi dei Romani. Certo, oggi si producono e si fanno in una maniera diversa dal tempo dei Romani, ma pur sempre sono dei vini storici che hanno un appeal in tutto il mondo. L'azienda Vasari fonda la propria forza sulla tradizione e naturalmente questa struttura ne è testimonianza, ma anche sulla innovazione, visto e considerato che mantenendo di fatto la medesima tecnica di produzione è riuscita però a invadere un po' il mercato mondiale. Sì. Noi parliamo spesso di tradizione, ma la tradizione non può essere fine a se stesso. La tradizione è proprio tale perché noi la adattiamo ai tempi, mettiamo qualcosa di innovativo, e il nostro Mamertino, il vino Mamertino, è un vino tipico, tradizionale, ma veramente molto moderno, perché le tecniche cambiano gli strumenti con cui fare il vino, cambia tutto. E allora andiamo a scoprire in questa azienda praticamente del XVIII secolo come si faceva il vino un tempo. E così ora le racconto qualcosa di curioso. Le guide dei vini sono sempre esistiti, non è un fenomeno moderno. Le guide dei vini esistevano anche al tempo dei Romani, e proprio in una guida dei vini edita da Plinio il Giovane, tra una selezione di 195 vini allora conosciuti nel mondo, il Mamertino si aggiudica il 4° posto. Centinaia e centinaia di ettolitri sono passati da queste mura, ettolitri di buon vino, quasi sempre Mamertino immagino. Ci racconti un po' la storia di questa azienda? L'azienda affonda le sue radici già nel 1700, noi abbiamo dei documenti anche scritti in latino, sono dei contratti di vendita di vino. E l'azienda è stata sempre a Santa Lucia del Mela, nei comuni limitrofi, era una grossissima azienda dedicata soprattutto alla viti e anche agli ulivi, ma il vino era il prodotto principale di questa azienda, e come lei potrà vedere anche da questi ambienti, le vedi che c'è una serie di palmenti di varie grandezze, poiché si vinificava in questi palmenti secondo le quantità di uva che a quei tempi i contadini portavano per la vinificazione. Proviamo a immaginare per un istante il percorso
dell'uva attraverso questi strumenti. È semplice ed è molto bello. Già a settembre c'era tutto un fermento nella campagna, tutti i contadini si preparavano per raccogliere quest'uva e una volta vendemmiata l'uva veniva portata con le ceste nei palmenti, veniva scaricata nel palmento e lì c'erano dei ragazzini, si cominciava già presto al mattino, dei ragazzini che cominciavano a pestare con i piedi puliti perché si rilavavano prima di entrare nel palmento, a pestare questi grappoli rigogliosi di succo, questi grappoli d'uva e poi il pomeriggio dopo un'ottima colazione preparata qui all'aperto perché era una bellissima scampagnata, si pestava e man mano il mosto veniva raccolto nel tino giù in fondo e questo processo durava fino alla sera. Alla sera quando tutte le donne erano rincasate rimanevano solamente gli uomini nei palmenti e c'era l'operazione notturna che consisteva nel prelevare il vino dal tino, rimetterlo da capo nel palmento assieme alle vinacce, e così avveniva la prima fermentazione sino all'indomani mattino. L'indomani mattino avveniva la svinatura, per cui il liquido, il mosto andava da capo nel tino e su rimanevano le vinacce. Queste vinacce ancora erano pregne di succo e si portavano nella pressa e così si iniziava questo lungo lavoro di oltre 24 ore, per cui le vinacce venivano messe nelle sporte, le sporte erano dei contenitori, queste sporte sotto la pressa e man mano si girava attraverso questo vericello, si girava questa pressa fin quando le vinacce erano esauste. A che periodo risalgono questo vericello e questa pressa? Questo vericello, che è in legno di cipresso, risale al 1700. La pressa, la parte interna è originale, la parte esterna dopo la seconda guerra mondiale, quando abbiamo rifatto tutti i vigneti, è stata trasformata perché le assi erano di legno e sono stati fatti in ferro. Questa è una metodologia che è stata, diciamo, moderna o comunque contemporanea fino a che anno? Questa è una metodologia moderna perché noi l'abbiamo utilizzata fino al 1960. Dal 1960 in poi abbiamo nella nuova cantina abbiamo avuto degli strumenti diversi, gli strumenti che sono innovativi, ma degli strumenti che servono veramente a fare di un prodotto come il vino una bevanda veramente eccellente e veramente buona. Sì, il vino veniva molto buono. Ma era più buono allora o più buono adesso? Non si può dire, per il gusto di allora era più buono allora, per il gusto di oggi il vino di allora oggi sarebbe stato imbevibile. Oggi il vino che produciamo è un vino che si adatta al gusto moderno, alla società moderna e anche direi nel senso più ampio all'economia moderna. Tra innovazione e tradizione ci siamo trasferiti nella bottaia dell'azienda Vasari. Questo è un po' il cuore pulsante della sua creatura. Sì, questo è il cuore della nostra azienda.
è il cuore pulsante della nostra azienda, dove ci sono tutte queste botti che danno gli aromi al nostro vino, e qui si produce il vero Mamertino che viene invecchiato per circa 2 anni in queste botti di rovere, come voi vedete. E questo è l'ultimo stadio.